Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Non bastava la pandemia, il rincaro delle bollette, il gas alle stelle, l'inflazione, la benzina, non bastava tutto questo, ci si doveva mettere anche la politica a complicare le cose perché insomma la scorsa settimana è andata in scena di fatto la caduta del governo con le dimissioni del Premier Mario Draghi, la mancata fiducia da parte di Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega, le conseguenti dimissioni. Il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere, si andrà a votare il 25 settembre e dunque ci aspetta anche un'estate non solo bollente dal punto di vista meteorologico ma anche dal punto di vista elettorale perché ci sarà in corso tutta la campagna elettorale. Abbiamo titolato questa trasmissione Governo piove sul bagnato, insomma c'è da sorridere perché tutto c'è tranne che la pioggia, insomma speriamo che arrivi anche questa, comunque era per dire che purtroppo le disgrazie non vengono mai da sole e anche questa si è aggiunta a un quadro che per il nostro Paese è sicuramente complicato, in modo particolare per la nostra economia, un'economia che aveva dato sicuramente segnali di ripartenza, che li sta dando tuttora, ma diciamo che all'orizzonte c'è questo grande punto di domanda, questa incertezza dal punto di vista politico che andrà a ricadere anche sulle nostre imprese, sulle nostre famiglie. Di questo parleremo questa sera con alcuni ospiti, ve li presento subito, sono in studio con noi l'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Buonasera Puschiasis. Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. E buonasera anche a Mario Fumei, consulente finanziario, private banker di Fineco Bank, insomma grazie per essere di nuovo qui, ci dà sempre una mano quando si tratta di capire che cosa succede nel mondo della finanza. Grazie di aver invitato. Io partirei subito da lei Fumei per fare insomma, una prima riflessione di quelle che sono le ricadute, abbiamo già visto insomma, tassi di interesse in rialzo, le borse che sono molto agitate e insomma questa instabilità per le nostre finanze non fa sicuramente bene. Ecco, che cosa sta succedendo, che cosa potrebbe succedere? Ma i mercati finanziari chiaramente e ovviamente valutano molto spesso, se non sempre, quelle che sono le situazioni contingenti strategiche e quindi evidentemente in una situazione di questo tipo dove esiste già una debolezza di fondo, come ha detto lei prima, tra guerra, pandemia, ripresa e tra l'altro all'interno di un progetto di ripresa e resilienza che è il PNRR, evidentemente una crisi di governo di questo tipo dove in effetti è stato costretto a dimissioni, direi, uno statista di valore internazionale da tutti riconosciuti che tra l'altro era quello che poi ricordo che ci ha permesso di attuare questo PNR con una netta distinzione fra i vari stati in cui noi abbiamo avuto circa 80 miliardi a fondo perduto e la Germania ha messo 100 miliardi. Certo. In tutto questo chiaramente dall'estero si guarda con un po' di critica a quello che è successo e il tutto si manifesta su quelli che sono i tassi di interesse che naturalmente si pagano sui BTP. Abbiamo visto insomma la decisione della BCE, quella di aumentare il costo di denaro di 50 punti base insomma, contro i 25 che erano stati annunciati a giugno, anche questo a cascata va a riflettersi naturalmente su tante cose, in primis sui mutui delle famiglie, delle imprese, Esatto. Il costo del denaro sale. Esatto. Diciamo è una mossa, le chiedo, insomma, doverosa, obbligatoria, perché la BCE lo fa, anche per spiegarlo insomma, ai telespettatori? No, allora i tassi di interesse della BCE erano negativi, no? Lo 0,50, per cui siamo andati a zero. È finita l'era diciamo, dei tassi negativi e comincerà un'era con i tassi positivi. Ora è evidente che la Banca Centrale Europea cerca di aumentare i tassi di interesse per seguire un po' quello che fanno le altre banche centrali e anche cercare di frenare la spinta inflattiva. Ricordo che però questa è dovuta più che alla domanda, all'offerta. E evidentemente in questo momento non potevamo stare sicuramente a tassi negativi, no? E quindi la BCE ha fatto questo aumento. Contemporaneamente ci ha dato la possibilità, dico CA perché in effetti il paese più indicato per questo intervento è sicuramente l'Italia, ci darà la possibilità eventualmente in caso di tensioni sugli spread di essere coperti dalla
TPI, che è il nuovo programma, si chiama Transmission Program Instrument, che è uno strumento che serve per intervenire sugli stati che hanno problematiche di tensione sul debito. Ecco, su questo dovremmo avere anche, intanto può andare avanti Fumei, insomma anche una grafica insomma, che ci aiuta a capire insomma, questo che è una sorta di paracadute, però ha dei vincoli che insomma, Sono dei vincoli, vanno rispettati. Sì, vanno rispettati e sono dei vincoli che più o meno c'erano anche col famoso OTC, che era il vecchio sistema di aiuto per gli stati un po' in difficoltà. No, forse è l'altra slide. Sì, è l'altra slide, questa identifica un altro fatto. Comunque in questo momento, anzi direi che questa, se volete lasciarla, è interessante in questo contesto di cui stiamo parlando, perché come vedete in quel triangolino rosso siamo noi con il tasso di interesse che c'è sui BTP. A destra, in fondo, verso destra della slide, c'è la Grecia. Quindi noi abbiamo i BTP che rendono di più della Grecia e nonostante che abbiamo un rating, cioè un merito di credito, assolutamente inferiore alla Grecia. Come mai? Ecco, questo è l'effetto del governo Draghi, della dimissione del governo Draghi, perché prima il BTP, prima delle dimissioni, era su quella linea no, ascendente e quindi eravamo sicuramente più bassi della Grecia. Questo è l'effetto del problema Draghi. Evidentemente non si percepisce subito, ma si percepirà in termini di tassi di interesse sui mutui, come diceva lei, che chiaramente avranno sicuramente un aumento. Io vedo già tassi sul 3,5-4% in giro, tasso fisso, quindi dall'1 no, in cui eravamo, parlavo prima con l'avvocato Puschiasi, in effetti diciamo con l'inflazione all'8-9% anche fare un mutuo al 3,5 va bene, perché con la differenza di tasso fra inflazione che eroda il debito Certo. e il tasso di interesse che pago va a finire che ottengo anche un vantaggio sotto un termini reali. Però siamo purtroppo in queste condizioni qua. Sì, con un grande punto di domanda, come si diceva, di incertezza, lo scatto Puschiasi, insomma, visto ci riallacciamo a quanto diceva Fumei, insomma, sul fronte dei mutui, è chiaro che le famiglie, quando vedono aumentare il costo del denaro, insomma, si preoccupano e si spaventano. Allo stato attuale magari non sono grandi aumenti di rata, però siccome non si sa cosa ci aspetta e visto anche quelli che sono gli aumenti di mantenere la casa, la luce, il gas e tutto quanto, insomma abbiamo visto i costi triplicati, insomma anche i 20, 30, 50 euro in più al mese possono fare la differenza. Beh, per quelli a tasso fisso che hanno stipulato già prima a tasso fisso non devono avere problemi. No, parliamo del tasso variabile in questo caso. Tasso variabile, nonostante oggi sia ancora diciamo, vicino all'1, quindi anche un po' sotto il tasso finale, sì. Indubbiamente andando avanti con questa inflazione così elevata sicuramente si troverà con tassi sicuramente più elevati, più alti. Giusta spiegazione anche questa, Puschiasi. Giusta spiegazione, c'è tanto allarme nelle famiglie che ci contattano quasi quotidianamente, insomma, per capire che cosa devono fare, che cosa possono fare. Le situazioni sono sostanzialmente due, cioè chi ha già contratto un mutuo nel passato e chi invece adesso si sta approcciando con una banca per poter sottoscrivere una linea di credito e quindi essere finanziato. Ovviamente la preoccupazione è per entrambe le situazioni, anche se vogliamo rassicurare coloro che hanno già sottoscritto tassi, sì, mutui a tasso fisso, perché lì non verrà percepito. Molto. Esatto. Per quanto riguarda invece il tasso variabile, se non ha un cap, insomma il tasso variabile sarà destinato ad aumentare anche oltre insomma, i limiti che magari potevano essere fissati con un cap. Per quanto riguarda invece le situazioni che adesso si stanno affrontando, quindi famiglie che adesso si stanno accingendo a sottoscrivere linee di credito, attenzione, nel senso che l'atteggiamento più cauto vorrebbe che si preferisca un mutuo a tasso fisso per poi eventualmente andare in futuro a rinegoziare o a chiedere una surroga all'istituto di credito, magari cercando delle soluzioni più vantaggiose. Per quanto riguarda invece il tasso variabile, appunto i rischi ci sono, perché non sappiamo quanto ancora aumenteranno questi tassi
perché ad oggi comunque il variabile sarebbe conveniente rispetto ad altri periodi storici, però è destinato sicuramente ad aumentare, non sappiamo per quanto tempo. Se invece scegliamo una situazione a metà, cioè il variabile con il cap, quindi con una protezione all'aumento del tasso, dobbiamo stare molto attenti, nel senso che spesse volte vengono fissati dei cap che realisticamente non entreranno mai nell'operatività perché sono molto alti. Quindi prestiamo attenzione a questa cosa, perché noi il variabile col cap lo paghiamo sicuramente di più del variabile normale, quindi visto che lo paghiamo cerchiamo di concordare con la banca un paracadute che possa entrare in opera. Si può dare un'indicazione di massima, insomma, secondo lei, anche perché uno se domani va in banca, insomma, sia tutelato sui numeri, perché sennò chiaramente... Ma io lascerei questa domanda al nostro consulente finanziario. La facciamo a lui allora. Che è più tecnica. C'è una cosa... È complicato magari dirlo, no, però. Ecco, sì. c'è una cosa però da osservare, è questa, cioè il tasso variabile, cioè i mutui a tasso variabile hanno come indicizzazione, no, la base è l'Euribor, Sì, che è un tasso normalmente a 3 mesi. No? I tassi della BCE in questo momento a 3 mesi sono praticamente a zero. Okay? Oltre a questo tasso va uno spread che sarebbe il guadagno della banca, okay? Che normalmente è l'1, può essere l'1,5, così. Però se noi andiamo a confrontare questa tipologia di aggancio ad un parametro, no? Con quella del tasso invece fisso che si aggancia ai tassi decennali, sì, o anche quindicennali, se un mutuo anche ventennali, che chiaramente sono molto più alti, perché abbiamo visto che i tassi di interesse in Europa sono molto più alti, dobbiamo considerare che forse conviene stipularlo variabile oggi. E poi magari fare come dice l'avvocato, cercare una surroga nel caso che, perché non è detto che l'inflazione non rientri un po'. sì. E quindi magari possiamo vedere si diceva quel più cap dove dovrebbe essere collocato per evitare, come diceva l'avvocato, che magari la banca lo metta talmente alto che tanto lì non ci si arriva, in più paghi qualcosa in più per avere un salvagente che non userai mai. Diciamo che sarà difficile arrivare al cap. Appunto, quale potrebbe essere, dico, il problema è quello che ho detto prima, no? Se tu hai il tasso variabile, ci metti un cap da tasso fisso, non ci arriverai mai. Appunto, quindi insomma attenzione a quel range lì. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché poi dobbiamo toccare ancora tanti argomenti riguardo il governo e le ricadute sulla nostra economia tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG ci ha raggiunto intanto anche Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato FVG. Buonasera Tilatti. Buonasera a voi. Allora, insomma, abbiamo nella prima parte toccato argomenti finanziari anche che riguardavano i mutui. Adesso vi faccio vedere un contributo, insomma, quelle che sono un po' le reazioni del mondo, delle categorie economiche a questa tempesta arrivata dal punto di vista politico e che insomma ci lascia questo grande interrogativo per i prossimi mesi. Sentiamo. Scellerata, paradossale, senza senso e irresponsabile. Sono solo alcuni dei commenti del mondo economico regionale sulla crisi politica che a Roma pone termine al governo Draghi, mettendo a rischio una serie di misure e di riforme ideate dall'oramai ex governo per far fronte alla crisi economica. E nel giorno in cui la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse, l'economia friulana si interroga sul futuro. Incomprensibile è per chi alla fine del mese deve pagare gli stipendi e per i lavoratori che devono ricevere gli stipendi, dico che è scellerata, anche perché in ogni caso questa era una legislatura che si sarebbe chiusa naturalmente tra 5-6 mesi e ci siamo giocati l'uomo più prestigioso che il Paese ha in questo momento e di cui in tutti gli altri paesi di cui gode una grandissima reputazione.
Dello stesso avviso anche la vicepresidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli. Ci troviamo in una situazione più che paradossale. Draghi stava rispettando i target che gli erano stati dettati quando venne messo alla guida del paese. Siamo di fronte a un evento negativo per l'Italia. Auspichiamo che la soluzione sia adeguata a gestire, conclude Mareschi Danieli, una situazione più che delicata che vede un debito pubblico di enormi proporzioni, un'inflazione galoppante, una crisi energetica epocale e un conflitto in corso. Un po' queste le reazioni delle categorie economiche. Ti chiedo anche insomma, il suo punto di vista. Ha detto che questo è un po' il nodo centrale, insomma tutte le riforme, le attività, non parliamo del PNRR, magari poi su questo ci entriamo più nel dettaglio dopo, che possono essere interrotte, e anche quella stabilità che manca, ecco, anche insomma, Confartigianato credo che non sia molto contento. Beh, credo di ribadire un po' quello che ha detto il Presidente D'Appozzo. Non ci aspettavamo una fine della legislatura così traumatica, ma non ci aspettavamo almeno anche il congedo del Presidente del Consiglio Draghi, una figura che avrebbe potuto comunque scrivere una finanziaria in linea con i tempi, vista la sua competenza di carattere non solo finanziario, ma anche la sua credibilità sul piano internazionale. Ma io credo che in quest'istante la politica non abbia capito cosa è successo, perché una crisi che si innesca sul nulla e poi ha queste conseguenze, credo che mai è capitato nella storia repubblicana, e nella storia quando c'era la politica con la P maiuscola l'avrebbero gestita in modo diverso. Devo dire anche che credo che a questo punto mi viene da pensare che anche Draghi non ci voleva stare, che era stufo di queste continue mediazioni e che forse i suoi obiettivi sono diversi e quindi non se l'è sentita più di assumersi questa grossa responsabilità. E questo è un danno per l'economia, per le imprese, per le famiglie, per il Paese in generale, e quindi adesso vediamo cosa succederà con le elezioni, ma credo che questo è questi 5-6 mesi. Poi credo che anche la politica non ci abbia capito molto, no? Perché si è fatta male da sola anche, no? Perché poteva tranquillamente starsene lì fino al mese di maggio, certo, quando ci sarebbero state le elezioni. Non capiamo veramente, io non riesco a capire cosa ci sia dietro. Solo una cosa mi è molto chiara, che delle imprese, dell'economia, delle famiglie, credo che a questo punto poco importi a questo. C'erano anche in campo, insomma, col decreto aiuti, insomma, in parte poi insomma, si andrà avanti anche da quel punto di vista, ma anche lì non si capisce bene quale sia l'orizzonte. Che cosa succede di tutti questi aiuti che voi imprese, imprenditori avete, nei quali speravate? Magari ci sono ancora ristori da recuperare per la pandemia. C'è il rischio che veramente, fermandosi l'attività di governo che andrà avanti insomma, per un'ordinaria amministrazione, poi queste cose qui rimangano sullo sfondo e diventino strumento semplicemente di campagna elettorale? Ma credo che abbiamo creato il cortocircuito perfetto, nel senso che stavamo andando verso, c'era la necessità di prendere delle misure a sostegno in particolare delle famiglie, perché credo che diciamo, noi nel mondo dell'impresa qualcosa durante la pandemia, qualche ristoro, qualche aiuto era stato dato, invece le famiglie, stipendi bloccati, l'inflazione che galoppa, tutte queste situazioni bisognava avere un momento di attenzione, perché se riparte, se metti in tranquillità chi lavora, le famiglie, cose di questo genere, l'economia corre, perché se no non puoi parlare di consumi se uno non sa come incrociare e come arrivare a fine mese. Poi le imprese hanno bisogno di un periodo di capire cosa faremo anche sulle scelte energetiche. Cioè, perché i ristori sono una cosa che risolvono il contingente, ma il futuro, quanto durerà questa tempesta di prezzi sull'energia? Perché dipende da lì la nostra competitività, la sopravvivenza del nostro sistema economico. E quindi andando via, cioè, c'era anche il piano della transizione green, certo, ed era il momento in cui si doveva ragionare tutti insieme
per come fare delle scelte importanti per il nostro Paese per renderlo indipendente dal gas che arriva in particolare dalla Russia. Se non siamo capaci di fare questi ragionamenti, come pensiamo di dare prospettiva al presente e al futuro? Sì, Puskiasi, insomma, questo vale per le imprese, insomma, luce e gas vale in particolare per le famiglie, perché insomma, le bollette che stanno arrivando anche fronte gas nel periodo estivo sono proprio leggere, ecco, sono ben oltre quello che ci si aspettava, anche lì ci sono aiuti da parte dello Stato, c'è il rischio che si interrompa anche questa catena? Gli aiuti in teoria verranno riconfermati, quelli che sono già in essere, anzi da quello che abbiamo appreso anche il bonus dei 200 euro dovrebbe essere riproposto nell'autunno e dovrebbe essere appunto riconfermato il taglio sulla benzina dei 30,5 centesimi, dovrebbe essere inoltre riconfermato fino a fine anno, insomma, la misura taglia bollette, chiamiamola così, quindi che incide ricordiamoci però che insomma, il 25 settembre votiamo e da ottobre probabilmente insomma, avremo un altro governo, che quindi queste sono tutte ipotesi che facciamo, ma poi insomma, bisognerà vedere chi andrà al governo e come deciderà di sostenere famiglie e imprese. Ha il coraggio di prendere le misure che vanno nella direzione giusta, perché prima bisogna sostenere le famiglie, poi dietro le famiglie e sostenere le imprese, il fatto produttivo. Allora, la responsabilità però di chi oggi è ancora al governo, anche se dimissionario, è grande e ovviamente ha compreso bene che la necessità oggi principe è quella di mettere in una situazione di stabilità e protezione il sistema economico e le famiglie. Quindi sta lavorando nell'ambito dei suoi poteri per poter mantenere quelle che sono le misure fino adesso. Io me lo sento di dire, insomma tutte le rassicurazioni sono in questo senso, salterà fuori a brevissimo il decreto che andrà a confermare queste cose. Quindi le scadenze sono fino, parliamo per quanto riguarda il taglio sulla benzina, fino a fine ottobre dovrebbe essere, per quanto riguarda invece le altre misure dovrebbero arrivare fino alla fine dell'anno, insomma incrociamo le dita perché sono momenti dove anche le parti sociali stanno trattando, abbiamo visto anche ieri dei tavoli infiniti con i sindacati, quindi insomma sono tutti che stanno cercando di fare il loro per portare a casa il più possibile e per scongiurare che poi col prossimo governo ci si trovi di nuovo a ridiscutere queste misure qua. Col prossimo governo si vorrà ridiscutere delle misure migliorative, perché l'abbiamo sempre detto che queste misure comunque non bastano. Stiamo parlando di bollette dell'energia che sono aumentate del 150%, energia e gas, nel giro di un anno. Ma come fanno le famiglie a sostenere questo tipo di spese? Prima abbiamo parlato dell'aumento dei tassi dei mutui, stiamo parlando di un'inflazione tra il 6 e l'8%, ma noi non ci crediamo come associazioni dei consumatori, perché tutto è aumentato. Le vacanze, vogliamo parlare dei prezzi delle vacanze? Cioè abbiamo i voli aerei che sono aumentati anche dell'80%, abbiamo i ristoranti che sono aumentati anche più del 20%. Un'altra associazione dei consumatori, proprio oggi il Feder Consumatori stimava in 700 euro in più la spesa delle vacanze degli italiani rispetto all'anno scorso. Certo, certamente, quindi anche un'inflazione all'8% a noi non torna, perché ovviamente se stiamo parlando di percentuali tutte superiori, a parte l'aumento dei pedaggi autostradali che mi pare sia dell'1, qualcosa per cento, però tutto il resto è ben Vuol dire oltre. che qualcosa in linea teorica dovrebbe essere diminuito. Sì, non si sa cosa. Fumei, vista la sua grande esperienza, che cosa succede ai mercati durante le campagne elettorali? Cioè, che periodo è per i mercati? Una delle componenti diciamo, strategiche che tengono in considerazione i mercati è proprio la stabilità politica. Evidentemente quando la stabilità politica non c'è e come in questo caso avviene in una situazione veramente paradossale, diceva giustamente Tilati, non hanno capito neanche loro perché è successo questo, a un certo punto evidentemente i mercati protestano e protestano con lo spread. Cos'è lo spread in fondo? Lo spread è il rischio di default dell'Italia rispetto alla Germania, cioè quanto costa di più, quanto deve rendere di più il BTP rispetto al titolo tedesco pari durata perché io possa
essere tranquillo di investire. Chiedo un premio al rischio, no? Okay. Quindi quello è la prima conseguenza. Ha fatto bene anche a spiegarlo, se lo riesce a spiegarlo meglio. Vediamo lo spread a 240, 248, sì, magari la gente sì. sente queste cifre e dice, bah, da 200 a 240 cosa cambia? Ma in realtà cambia molto. Cambia ecco. molto perché stavo ragionando prima che in fondo, intanto partiamo da un concetto, che una parte del reddito delle famiglie viene anche proprio dall'investimento sui titoli di Stato. Voi sapete che noi siamo un paese risparmiatore e che tante famiglie hanno investito in BTP, eccetera, eccetera. Naturalmente i BTP, quando i tassi aumentano, perde valore in maniera considerevole. Vi faccio un esempio. Un BTP del 2047, adesso ce n'è, o del 2042, ha perso circa 23 punti, 23%. Evidentemente ti ritrovi un pochettino più povero. La considerazione che faccio io è questa: in Italia alla fine noi abbiamo gli stipendi che sono fermi a 20 anni fa e non credo di sbagliare, più o meno abbiamo il 3% in più e questo è dovuto, non apriamo questa parentesi perché insomma diciamo che la scarsa competitività che poteva fornire lo Stato alle aziende è stato praticamente riversato sulla deflazione dei salari. Questo è il problema, no? Le famiglie hanno due fonti di reddito, il salario e eventualmente gli investimenti in titoli. Ecco, tutti e due questi qui, no? Hanno dei problemi, come dicevo prima, perché l'investimento in titoli è calato di valore, il salario praticamente in termini reali è calato di valore ed evidentemente quindi noi in Italia, mentre non so, in Germania e in Francia hanno avuto aumenti in questi 20 anni del circa il 20% di stipendi, noi siamo fermi lì ed evidentemente con l'inflazione galoppante che c'è e secondo me la vedremo in settembre, sarà molto più alta di quello che pensiamo oggi, sicuramente c'è da preoccuparsi, non c'è dubbio. Quindi la crisi di governo in questo contesto qui è stata la cosa più irresponsabile che si poteva fare. Questo è il mio pensiero. Grazie, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG stiamo ragionando insomma, su quelle che sono le ricadute sulla nostra economia, l'economia delle imprese e delle famiglie per quanto riguarda insomma, la crisi politica in atto con le elezioni a settembre. Come dicevo anche in precedenza, tutto sommato la nostra economia sta andando bene in questo momento, c'erano segni di ripresa molto importanti sul fronte dell'occupazione, dell'export sicuramente, sono anche uscite le stime insomma, per quest'anno per quanto riguarda il PIL, un PIL ritoccato per la nostra regione insomma, al rialzo rispetto alle precedenti previsioni, però come dicevamo restano le incognite legate alla guerra, alla pandemia che non dimentichiamocelo non è ancora finita e appunto alla crisi di governo, vediamo in questo servizio. Stime ancora positive per l'andamento dell'economia regionale nel 2022. Il PIL del Friuli Venezia Giulia dovrebbe crescere quest'anno più di quanto previsto 3 mesi fa. Secondo le analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati di Prometeia, il PIL regionale dovrebbe salire in volume del 2,7% rispetto all'1,9% stimato ad aprile. Nel 2023 la crescita dovrebbe viceversa rallentare per attestarsi all'1,7% contro il 2,4% previsto in primavera. Il sostegno più rilevante alla crescita dell'economia regionale dovrebbe essere garantito in primis dalla componente degli investimenti, grazie agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio e alle risorse del PNRR, nonostante le ormai note difficoltà di approvvigionamento dei materiali, la carenza di manodopera qualificata e i rialzi dei prezzi energetici e dei beni in genere. Quanto ai consumi delle famiglie, cresciuti lo scorso anno non sufficientemente per ricoprire il gap pre-Covid, risulterebbero penalizzati dalle persistenti tensioni inflazionistiche alimentate dalla debolezza dell'euro, con un andamento meno sostenuto nel 2022 al più 2,5%. Le esportazioni hanno registrato un avvio d'anno favorevole più 30%, così come le importazioni più 49%. La guerra in Ucraina, secondo le stime, continuerà ad incidere sull'economia, così come i rincari di energia e alimentari e l'oscillazione del prezzo del petrolio. Lo scenario previsto, commenta Gianpietro Benedetti, presidente reggente di Confindustria FVG, continua a essere caratterizzato da elevata incertezza. Le imprese hanno dimostrato imprenditorialità tenace, dice, ci
attende una fase di forte incertezza, in quanto oltre alla geopolitica avversa abbiamo l'incognita delle elezioni in autunno, pur rimanendo in pista Draghi per il disbrigo degli affari correnti. Poi avremo un nuovo governo, dice Benedetti, che auspichiamo sia adeguato a gestire una situazione più che delicata, che vede un debito pubblico di enormi proporzioni, circa 2.760 miliardi e un'inflazione galoppante. Sì, Tilatti, insomma, anche partendo da questi ultimi dati di un debito pubblico che è enorme, con l'inflazione di cui insomma, abbiamo già parlato, insomma, se le proiezioni al momento sono tra virgolette positive, però insomma, andranno riviste, insomma, in autunno cosa succede? Senz'altro andranno riviste, speriamo di sbagliare, che vadano riviste a rialzo, però obiettivamente dobbiamo aspettarci un momento di difficoltà e dice bene il Presidente di Confindustria che è necessario chiudere questa partita ormai elettorale, che ci sia un governo all'altezza del compito e che dovrà prendere delle decisioni. Ma credo che le decisioni non possono essere, cioè dobbiamo, qui è saltato, non si vuole parlare di unità nazionale, tutte queste cose, ma scusate, la sopravvivenza anche della classe politica dipende dalla sopravvivenza del Paese. E allora il Paese, quali sono, dovremo darci delle priorità. Le priorità, secondo tutti noi, ormai io sento parlare a 360 gradi, cioè degli operatori, quelli che hanno a che fare ogni giorno con la realtà, sono le famiglie e le aziende, perché senza questo binomio non c'è economia, non c'è welfare, non c'è solidarietà, non c'è sussidiarietà. E quindi bisognerà che ci diamo un cronoprogramma che non è quello per cui ci dividiamo, perché non è il momento delle emozioni di affetto e dobbiamo cercare di capire dove vogliamo andare, tutti assieme dobbiamo dire. E qualcuno che oggi non ha ancora patito la crisi, perché la tensione che vive un piccolo imprenditore, che vive un capofamiglia, che non riesce a dare le risposte ai figli o ai suoi dipendenti, credo che sono delle tensioni che meritano il giusto rispetto. Perché io ho visto delle situazioni che vengono da noi che non sanno come rispondere, che non sanno come fare gli stipendi, non sanno come pagare le rate dei mutui e poi si vedono appioppare per non aver versato, e qui Barbara potrà dire qualcosa di più, delle sanzioni per non aver omesso di versare 50 euro, 20.000 di cartelle. Sì. Sì, Puschiasi, ragazzi, insomma, vogliamo anche uccidere sotto il profilo psicologico queste persone. Sono casi concreti questi, immagino che anche la vostra associazione, insomma, se se ne occupi, ecco, oltre che alle associazioni di categoria. Sono casi assolutamente concreti che riguardano soprattutto artigiani e commercianti, quindi veramente le piccole realtà che in questi mesi si trovano a vedere notificate queste buste verdi dove c'è l'ordinanza ingiunzione dell'INPS al pagamento di 17.000, 20.000 euro di sanzione. Ovviamente la preoccupazione è grande, si inizia subito a cercare di capire che cosa sia successo, ma in realtà non è successo niente, cioè il malcapitato si è dimenticato per errore, eccetera, assolutamente scusabile visto l'importo, di versare delle ritenute nell'anno 2015 per il dipendente che aveva part-time con tutti i sacrifici che può fare magari un panificio piuttosto che un'edicola, eccetera, mantenere un dipendente, di 50 euro, addirittura 20 euro. Ecco, in questi casi il pagamento è avvenuto oltre le scadenze, ma è avvenuto nel 2017, non è avvenuto adesso, e gli è arrivata comunque questa sanzione. Queste realtà adesso si stanno domandando, ma dovesse venire confermata questa sanzione e dovessi io trovarmi a pagare, ma devo chiudere l'attività, devo vendere la casa? In questo caso, anche perché insomma, potrebbe succedere a qualcun altro di trovarsi questa lettera poco piacevole, che cosa si fa? Avete degli strumenti per impugnarle o c'è sempre il rischio che comunque vi dica sì? Ovviamente finché non c'è la sentenza di un giudice non si può dare certezza, quindi vanno impugnate, peraltro il termine è molto breve, sono i 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, perché decorsi quei 30 giorni
e non pagata l'ordinanza ingiunzione, quell'ordinanza ingiunzione diventa cartella esattoriale. Quindi attenzione, bisogna immediatamente muoversi. Ovviamente quello che si andrà a rilevare sarà l'esiguità, no? Anche dell'importo che non era stato versato entro le scadenze, il fatto che quell'importo magari tante volte è stato versato con la rottamazione, quindi c'era proprio la volontà del contribuente invece di mettersi in regola. Sì, sì. E sono tutte cose che ovviamente devono andare a dimostrare la carenza del requisito soggettivo, cioè la volontà di evadere, che non c'è, soprattutto per somme così basse. Sì, esatto, parliamo di 50 euro, però insomma anche questa è l'Italia. Fumei, il dollaro e l'euro praticamente sono scambiati alla pari, abbiamo visto anche in qualche giorno insomma, l'euro andare sotto 1 euro per dollaro. Ecco, è un bene o un male? Quali sono le ricadute per la nostra economia di questa situazione? Beh, chiaramente se guardiamo export-import, evidentemente col dollaro così alto no? Gli esportatori sono favoriti, però dall'altra parte evidentemente siccome noi siamo un paese trasformatore abbiamo anche un'importazione di materie prime direi molto importante e quindi soggetta proprio al dollaro, per cui direi che non è proprio del tutto favorevole. Perché succede questo? Perché gli americani e gli Stati Uniti hanno la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha aumentato i tassi in maniera molto aggressiva e chiaramente gli investitori internazionali quando vedono che i tassi in una zona geografica sono superiori alle altre o comunque c'è più convenienza, investono lì. Per investire in America bisogna comprare i dollari e questo è il sistema. Ovviamente la situazione americana è molto più, direi, più elastica, più favorevole, avrà uno sbocco sicuramente positivo prima di quella dell'Europa, da una parte perché in Europa c'è ancora la guerra, dall'altra perché c'è un gap notevole tra costo delle materie prime e quindi prezzi alla produzione e prezzi al consumo in Europa, mentre negli Stati Uniti questo gap non esiste. E poi c'è un fatto che evidentemente l'aumento aggressivo dei tassi di interesse e comunque l'aumento aggressivo dell'inflazione automaticamente insieme possono causare una minore crescita, perché evidentemente, parlavamo prima, se abbiamo un'inflazione alta la gente non spende, se non spende automaticamente deprime i consumi ed automaticamente anche l'inflazione. Questo dovrebbe essere il contesto. Mentre negli Stati Uniti questo sarà così, è molto probabile, in Europa un po' meno perché la nostra inflazione dipende molto dal costo delle materie prime. Certo. Che noi importiamo di fatto. Grazie, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi perché poi tocchiamo anche il tema del super bonus, che cosa succederà a questo provvedimento del governo tra poco. Ultima parte di Economai FVG, lo dicevo prima della pubblicità, il super bonus, che cosa succederà? Insomma è stato argomento anche questo di forti tensioni tra i 5 Stelle che insomma sono stati i promotori e il governo Draghi insomma, che voleva in qualche modo modificarlo. Allora Puschiasi, siccome tante famiglie, tante aziende insomma sono alle prese con il super bonus, con tutti i problemi che abbiamo raccontato molte volte, adesso c'è un aggiuntivo punto di domanda, insomma che cosa c'è da attendersi su questo fronte? Sì, allora io vorrei solo sottolineare che il precedente governo aveva modificato 3 volte la norma sul super bonus che era del 2020, della primavera 2020, e il governo Draghi l'ha modificata altre 15 volte. Quindi ci troviamo in una sorta di follia normativa, ecco, dove purtroppo a farci le spese sono le imprese e sono i consumatori. Perché se non c'è certezza ovviamente non si riesce neanche a pianificare un lavoro e non si riesce a programmare quindi quello che può essere un intervento sulla propria casa. Allora, abbiamo una scadenza che è la scadenza imminente per le unifamiliari. Questa scadenza prevede la conclusione del 30% dei lavori entro fine di questo settembre, quindi 2022, e invece a conclusione dei lavori entro il 31/12/2022.
stanno arrivando tante persone o che lamentano il fatto che avevano sottoscritto dei contratti e che ad oggi non hanno visto esecuzione, quindi stanno continuando a sollecitare le imprese e i professionisti affinché vengano nel loro immobile e rispettino la scadenza, ma anche chi viene avvicinato adesso da imprese per fare i lavori. Sì. Allora attenzione, ma veramente attenzione, perché purtroppo noi stiamo registrando tantissime problematiche che immagino anche Tilati riuscirà a confermarci, di approvvigionamento dei materiali, di carenza di manodopera, che stanno ponendo in serio pericolo la possibilità di rispettare quella scadenza perentoria che ho detto prima. È chiaro, il nuovo governo potrà anche fare scelte diverse, eventualmente potrà anche prorogare, ma non dovesse prorogare, e questo è l'indirizzo attuale, ovviamente il consumatore si troverebbe poi a dover pagare gli interventi, almeno nella misura del 50, del 60, del 40 o del 50%, se dovesse essere applicato invece l'ecobonus o il bonus ristrutturazioni. Quindi attenzione adesso a non imbarcarsi in avventure di cui non v'è certezza. Non si sa, esatto. Intanto, è in discussione una nuova modifica, ovviamente, che dovrebbe, si spera, sbloccare il tema delle cessioni dei crediti precedenti al 1° maggio, quindi del 2022, che ancora ad oggi si trovano incagliati nelle banche. Quindi l'altra grave difficoltà è che le imprese si trovano imbottite di crediti che purtroppo non riescono a rendere liquidi perché non ci sono le banche che possono acquistarli e infatti utilizzarli. Dovrebbe essere arrivata il sì alla cessione dei crediti alle banche, dei propri correntisti, con partita IVA di tutti i crediti da bonus casa, appunto compresi quelli precedenti al 1° maggio, però come sottolineava lei, sono dati proprio della Confartigianato Nazionale incagliati, come si diceva, ci sono circa 5,2 miliardi a fine giugno, il 71% per il super bonus. Ecco, Tilati, è un problema enorme. È un problema enorme anche perché mette nell'incertezza coloro che devono fare il lavoro, mette nell'incertezza anche le famiglie perché avevano fatto un piano di investimenti, alla fine poi creerà ulteriori contenziosi, quindi alla fine poi l'incapacità, l'impossibilità da parte delle imprese di cedere i suoi crediti rischia anche di metterli in difficoltà finanziarie. E allora quella che sarebbe stata e lo era una misura intelligente che era propedeutica anche alla transizione ecologica tanto sbandierata nel PNR, con l'introduzione di 2 norme sbagliate, cioè dei limiti temporali, ha creato tutte queste situazioni. Poi alla fine ci sono certo inserite anche le imprese truffaldine, perché credo che però io dico, alla fine non è che tu affidi la ristrutturazione della tua casa, il tuo destino, anche con tutte le responsabilità che ne derivano a un'impresa che hai trovato su internet, che viene lì, che ti fa firmare, non la conosci, è una SRL con 10.000 euro di capitale, no? Credo che nel tuo paese ci sarà un professionista, ci sarà un'impresa storica a cui ti puoi affidare, puoi chiedere anche quelle però diciamo sono andate via per prime, come dire, no? Quindi esaurito. Sì, esaurito. Quelle lì si deve andare a pescare da altre perché c'è la speranza di farla fare. Alla fine tutto questo ha provocato anche un aumento dei prezzi, perché certamente, allora, chiusura del 2020. Questi ripartono, hanno tanta richiesta, è chiaro che non sono riusciti a far fronte, no? Ma io dico, è mai possibile che non riusciamo a gestire magari 3 miliardi, 2 miliardi a sportello ogni anno? Vi faccio sentire anche adesso quelle che sono le reazioni del mondo del sindacato a questa crisi di governo. Abbiamo sentito Angelo Colombini, che è componente della segreteria nazionale della CISL. Crisi di governo, che situazione vedete all'orizzonte, ma soprattutto
credo non verranno interrotti i tavoli appunto di concertazione, ma soprattutto anche le questioni che avete già posto come prioritarie. Il Paese ha bisogno di avere delle certezze, bisogna proseguire su questi tavoli perché sono tavoli molto importanti dove c'è il coinvolgimento anche del sindacato e delle parti sociali, ma soprattutto cercano di dare una risposta sia al Paese ma soprattutto alle persone. Basta vedere il problema energetico, basta vedere il problema delle bollette, basta vedere tutto ciò che è legato anche al lavoro stesso. Il PNRR è un investimento grande per il Paese, ma è un investimento anche sul mondo del lavoro e questo per noi è il punto di riferimento su cui batterci nei confronti di qualsiasi governo. Ecco, al di là della colorazione politica che si deciderà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che auspicio avete e vedete per il futuro? L'auspicio è innanzitutto che un governo sia capace di mantenere questo rapporto con le parti sociali, dall'altro lato sia un interlocutore per il mondo europeo e un interlocutore proprio per gestire il PNRR, questi investimenti, ma per fare le grandi riforme, quelle del fisco, quelle del lavoro, quelle delle pensioni e tutto ciò che è legato alla politica energetica, perché noi non dobbiamo dipendere continuamente dalla Russia, ma dobbiamo avere un approvvigionamento differenziato, cosa che noi come CISL abbiamo sempre detto da 4-5 anni e molti non ci credevano. Oggi come oggi, dopo la crisi e la guerra causata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno capito questi detrattori che erano contrari a questo aspetto, hanno capito che il gas è un punto di riferimento per la transizione verso le fonti energetiche rinnovabili. Ecco, FUMEI, transizione ecologica, che insomma è uno dei capisaldi del PNRR, insomma lì che cosa può succedere? Insomma, ci sono dei rischi secondo lei o insomma quella è già una macchina avviata, anche se insomma poi c'è tutto un lavoro dei funzionari del Ministero che deve andare avanti e spedito anche? Sì, diciamo che i primi 45 obiettivi, se non ho letto male, sono stati raggiunti, poi ce n'è altri da raggiungere. Evidentemente io, conoscendo un po' quelle che sono le problematiche burocratiche che esistono in Italia, ho veramente molti dubbi che si riesca a raggiungere tutti gli obiettivi. Ci sono delle possibilità chiaramente di proroga, però ricordo, come dicevo prima, che alla fine sono quasi certo, cioè questo PNRR è assolutamente da considerare come tra virgolette, un aiuto all'Italia per rimettersi in carreggiata e naturalmente presuppone un controllo dall'esterno sui denari che ci arrivano da parte chiaramente delle autorità europee. La mia prima preoccupazione quando ho sentito e ho visto che Draghi si è dimesso è stata proprio questa, perché purtroppo il piano di ripresa e resilienza ha un'importanza fondamentale per sostenere anche il nostro debito pubblico, non tanto direttamente, ma indirettamente con la crescita del PIL. E se noi non realizziamo questo, e sono molto perplesso sinceramente, purtroppo vedo che ci dovranno essere interventi da parte della BCE, che peraltro non per nulla ha istituito lo strumento del TPI, perché è molto probabile che ci troveremo, quando non cominciamo a raggiungere certi obiettivi, ad essere costretti a cercare di farci comprare i titoli dalla Banca Centrale Europea e questo lo può fare solo all'interno di questo programma, diciamo così, di defragmentazione che evidentemente però ci porterà sicuramente in una situazione precaria. Sì, ti latti velocissimo che siamo in chiusura, poi volevo fare un altro argomento con Puskiasis. Io credo che questo PNR è una grande occasione che ci viene data, io la vedo anche come sostegno proprio per rientrare dal debito pubblico, perché se c'è più sviluppo ci sono più entrate, c'è più lavoro, però credo che noi dovremmo qui concentrarsi velocemente e dire quali sono le cose e un cronoprogramma, le necessità. Io credo che quella della transizione ecologica e energetica per poterci rendere liberi dal gas o dal gas comprato dalla Russia sia una delle cose che deve essere fatta per prima. Quindi
velocità di decisione, velocità di indirizzi e attenzione a farlo velocemente, e chi sbaglia paga. Grazie, siamo proprio in chiusura, però ci tenevo a toccare anche questo argomento, il registro delle opposizioni, anche per evitare le chiamate sul cellulare, insomma, che ci tempestano dalla mattina alla sera. Avvocato Puschiasi, insomma, come fare, visto che è partito ieri praticamente? Assolutamente sì, dal 27 di questo mese, quindi da ieri, fortunatamente è partito questo nuovo registro delle opposizioni. Ce l'avevamo già prima, ma era riservato ai numeri di telefono, quindi alle utenze fisse inserite nei registri telefonici. Adesso invece possiamo inserire anche il nostro telefono fisso non inserito nell'elenco telefonico e anche il nostro numero di cellulare. Qui ci sono un po' le indicazioni. L'iscrizione è molto semplice, possiamo farla sia online, è velocissima, veramente l'ho fatta io ieri e sono stata pochissimo, www.registrodelleopposizioni.it, lì trovate la sezione cittadino, cliccate e vi indica subito le modalità di iscrizione, è velocissimo, altrimenti si può fare la richiesta di iscrizione telefonicamente, quindi dal numero fisso all'800 957 766, se abbiamo un cellulare allo 06 42 98 86411. Se invece preferiamo utilizzare la mail, abbiamo anche qua l'indirizzo email che è iscrizione@registrodelleopposizioni.it. La registrazione sarà attiva decorsi 15 giorni e andrà a cancellare tutti quei consensi che abbiamo prestato per ottenere delle informazioni pubblicitarie per contratti che non sono più in essere. Quindi praticamente resteranno e quindi potranno contattarci solo coloro che hanno dei contratti in essere con noi, quindi il nostro fornitore di energia elettrica e gas o il nostro operatore di telefonia. Quelli veri, diciamo. Grazie all'avvocato Barbara Puschiasi, grazie a Mario Fumei e a Graziano Pilati per essere stati con noi, grazie alla regia di Simone Caramasti e Martina Veraldo. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, appuntamento come sempre a giovedì prossimo, grazie e buona serata.